Infiltrazioni mafiose, riciclaggio di denaro sporco. La commissione parlamentare antimafia torna in Veneto, 1 o 2 giorni tra Venezia e Verona per capire quanto e come le organizzazioni criminali di stampo mafioso siano penetrate nel territorio, nel tessuto economico e nella pubblica amministrazione del nord-est. La commissione presieduta dall'onorevole Rosi Bindi ha iniziato la mattinata con le audizioni dei prefetti di Venezia, Treviso e Padova. A relazionare alla commissione anche i comandanti provinciali dei carabinieri e i questori delle 3 città, oltre al capo della DIA. Nel pomeriggio è stato poi il turno dei magistrati della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, e a seguire i procuratori della Repubblica di Padova e di Treviso, oltre ai rappresentanti dei sindacati, degli imprenditori e dei commercianti. 1 o 2 giorni di raccolta di informazioni sulla presenza sul territorio di infiltrazioni di camorra e 'ndrangheta, presenze più volte denunciate dall'ex assessore Gianfranco Bettin e per questo minacciato, infiltrazioni alle quali si aggiunge un nuovo tentacolo. L'elemento nuovo emerso è la presenza di Cosa Nostra in alcune attività, in alcuni appalti, ai cantieri, nel ciclo dei rifiuti, nel movimento terra, gli scavi. Cosa Nostra che balza agli onori delle cronache veneziane con il caso del Tronchetto, 8 le persone indagate per concorso in associazione mafiosa dai carabinieri del ROS, inchiesta che nasce e si sviluppa dopo l'arresto a Mestre di Vito Galatolo, figlio del noto boss mafioso, che risultava assunto in una ditta di Tronchetto, da non sottovalutare poi le bande criminali nostrane. La banda che da più parti è stato denunciato sia presente al Tronchetto è un pezzo residuo ma ancora molto forte della vecchia Mala del Brenta, della vecchia banda Maniero. Da un lato Cosa Nostra, la 'ndrangheta, la camorra, che in maniera più o meno strisciante sono presenti sul territorio, dall'altro le grandi bande locali. La cosa più pericolosa fra tutte, cioè l'alleanza tra la delinquenza organizzata di grande calibro locale e queste grandi organizzazioni criminali. Un altro settore fortemente a rischio è quello dello smaltimento dei rifiuti, con la camorra entrata con prepotenza negli affari che ha visto implicate aziende del Veronese e Vicentino. La presenza della Commissione parlamentare antimafia in Veneto a fronte delle inchieste avviate assume così un grande valore e aspettativa. Aspettiamo tutti, direi, una forte legittimazione delle indagini che sono in corso.